Claudio Pagliara. Sì, St. Patrick, alle mie spalle la cattedrale di New York, chiaramente battenti chiusi, 750 le vittime nelle ultime 24 ore, qui nella stato di New York il più colpito, eppure anche qui si comincia a intravedere una luce in fondo al tunnel. Vediamo il servizio. Come in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, messe di Pasqua solo online, ma in Louisiana il pastore di questa chiesa protestante ha chiesto ai fedeli di esserci così, con la loro foto piazzata nel posto che di solito occupano. Le vittime negli Stati Uniti continuano a crescere ad un ritmo allarmante, oltre 1900 nelle ultime 24 ore, ma sono in diminuzione rispetto a ieri. New York resta l'epicentro dell'epidemia. La pressione sugli ospedali è elevata. Nelle ultime 24 ore però è stato necessario aggiungere solo una cinquantina di nuovi letti, segno che ci si avvicina al plateau. Drammatici gli effetti sull'economia. Un terzo degli americani non ha pagato l'affitto. Nel paese cresce il movimento che chiede la cancellazione del debito. Anthony Fauci della Task Force della Casa Bianca dice che se le restrizioni fossero scattate prima si sarebbero potute salvare molte vite. Non esclude una graduale riapertura a partire da maggio delle zone meno colpite come progetta Trump, ma dice che è impossibile predire se alle elezioni presidenziali di novembre gli americani potranno votare di persona in sicurezza. Ed è all'Asia.